questa seconda edizione di Bistimenta siamo partiti da Cagliari alla volta di Desulo, dove le donne continuano a difendere la loro scelta di vestire l'abito tradizionale, ultimo baluardo dopo Meana Sardo e Busacchi. E allora, proprio al giorno del matrimonio, voglio invece dedicare la prossima intervista con Mauro D'Adea. Siamo stati nella sala dei matrimoni del Palazzo Civico di Cagliari e qui, come sapete, c'è un grandioso ciclo pittorico dipinto da Filippo Figari tra il 1912 e il 1914. Qui nella scena di Figari, che si trasferisce a Busacchi per diverso tempo, infatti ritrae proprio il matrimonio busachese. La sposa ostenta. Ecco, ostenta è una parola importante. Sì, perché si trattava veramente di un'ostentazione, come ripeto, un'ostentazione di potenza che si rifletteva nella preziosità di questo rosario. Infatti, all'interno della gioielleria tradizionale sarda, questi rosari, che vengono chiamati giustamente monumentali. Come si poteva augurare la prosperità ad una bambina? Inizia da alcuni versi l'analisi sulla letteratura in merito all'abbigliamento tradizionale. Questo viaggio lo percorriamo con l'antropologa Susanna Paulis, che tra gli altri analizzerà anche i versi di Grazia Deledda. L'abbandono dell'abito e questo letteralmente, questo cambio d'abito coincide con un momento felice, con un momento di svolta nella vita di Grazia Cosi, ma allorché appunto, afferma la stessa Deledda, la sua vita prese un andamento fiabesco. I giornali cominciavano a parlare di lei. Bello, quando apparve alla messa celebrata dal vescovo, anche le donne la guardavano. Nella prima edizione di Bistimenta abbiamo visitato Meana Sardo, ascoltato la storia di zia Ninna Carta e scoperto come si tingono all'antica con le erbe le gonne in orbace. Questa volta invece ci dedichiamo alla confezione di queste gonne di Meana Sardo. Lo facciamo con Marina, una donna che oltre ad avere le competenze sartoriali è una vera e propria ricercatrice, ma anche e soprattutto appassionata. Grazie alla sua curiosità e al desiderio di far indossare anche a sua figlia degli abiti che fossero confezionati con criteri antichi, si è fatta svelare i segreti dalle anziane signore di Meana Sardo. Ed ora ci dedichiamo alla prima di tante affascinanti storie di donne che Giancarlo Casula ha raccolto nel suo libro Desula. E questo vuol dire che per 5, 6, 7 mesi, a volte anche 9 mesi, il paese si svuota degli uomini e rimangono le donne. Ecco perché Desula. Ecco perché Desula. Perché sono loro depositarie poi di un'immagine. Sì. Giusto, un'immagine sia familiare che però anche sociale. Loro sono proprio la società. È per questo che ti sto intervistando, perché tu parli di donne emancipate che sono donne esempio anche nel 2019. Quindi sono racconti straordinari. Cosa ne dici se iniziamo dalla tua trisnonna, Mannai Michela Casula? Bistimenta è un'occasione unica di toccare con mano la grande abilità di coloro che realizzano indumenti e monili dell'abbigliamento tradizionale. Credo sia importante sottolineare però che gli ottimi risultati che vi abbiamo documentato nell'oreficeria, nella tintura all'antica e ora nella confezione siano il frutto dell'incontro di competenza e passione. Ora facciamo un balzo nella modernità, perché tradurre la tradizione, come abbiamo sottolineato più volte, è un impegno e un processo che, se fatto con serietà, coscienza e conoscenza, dà vitalità alla tradizione. Appunto, ecco ciò che può succedere nella moda e nelle scelte creative di una stilista come Patrizia Camba. Io non ho mai smesso di pensare di essere sarda e non ho mai perso il concetto che noi facciamo delle cose comunque particolari. L'insularità da un lato ci ha penalizzato, ma dall'altro ha conservato intatto un patrimonio che altri non hanno.
Conoscere le donne che ancora oggi vestono l'abito sardo è un onore da una parte, ma anche un impegno di questo programma. E oggi andiamo a visitare e a chiacchierare con zia Giuseppa Piroi di Desulo, abile sarta, ricamatrice, ma al di là di questo ci dispensa alcune perle di saggezza e ci ricorda quanto la passione sia importante nella vita. Zia Giuseppa, dove ha imparato lei a ricamare? In casa, con mia mamma. Mi guardavo quello che faceva lei, ero sempre invidiosa, volevo fare, da piccola. La scorsa settimana abbiamo conosciuto Mario Garau, tessitore di Samugheo che si impegna quotidianamente nella realizzazione di tessuti che rispettino il più possibile la lavorazione all'antica. Oggi con lui ci dedichiamo ad una fase invece che riguarda l'infeltrimento dell'orbace che si svolgeva nelle gualchiere. Termine a molti sconosciuto, la gualchiera era l'opificio dove si andava con la propria pezza di lana in modo tale da prepararla poi per la confezione. Siamo andati a Tiana a visitare la gualchiera Bellu, oggi area museale di archeologia industriale. Affascinante luogo, immerso nella natura, reso ancora più affascinante dai racconti di zio Nicolino, che lì ha trascorso lunghe giornate e lunghe notti. Ma tutto inizia con l'acqua. Ora invece ci dedichiamo alla storia dei rosari, principale strumento del culto cattolico in onore della Madonna, che nella tradizione artistica isolana assume una forma particolarmente interessante, forme sontuose che si collocano tra gli esempi di oreficeria popolare più ricchi e anche esteticamente rilevanti del Mediterraneo. Vi aspetto la prossima settimana, ci dedicheremo ad un elemento di stile che contraddistingue l'abbigliamento femminile, i bustini di Nulvi. Concluderemo poi l'affascinante viaggio iniziato con Mauro D'Adea per capire che tipo di produzione esistesse in Sardegna in merito ai rosari. Torneremo alle notti trascorse in Gualchiera Bellu da zio Nicolino ed infine racconteremo la storia di Maria Arega Lai, un'altra donna desulese vissuta a cavallo tra fine 800 e primi del Novecento, per la quale c'era stato un grande affare per preparare la lana per il suo abito da sposa. Vi saluto con questa riflessione dell'attore palermitano Pino Caruso. Una tradizione non si rispetta riproducendone la formula, ma esaltandone i significati.